Sta tutto sommato bene il fiume Brent, antico Medoacus, che scorre nei suoi 173 km di lunghezza dal Trentino fino all'Adriatico. A confermarlo la quarta tappa dell'operazione Fiumi di Legambiente Veneto, che ha condotto un'attenta analisi delle acque con i tecnici di ARPAV. Il fiume Brenta è risultato complessivamente positivo, è pulito, presenta però particolari criticità sul fronte della depurazione e della funzionalità geomorfologica. Lo stato chimico generalmente del fiume è risultato buono, a differenza della concentrazione di Escherichia coli con valori addirittura doppi rispetto alle normative di legge per la balneazione, questo in 3 punti su 8, tra cui la foce del Brenta a Chioggia. Nessuno degli 8 punti in cui sono stati fatti i campionamenti risulta balneabile, precisano i volontari di Legambiente, che spiegano come a preoccupare sia lo stato di 2 canali padovani, il Brentella e il Piovego. Pochi rifiuti restano le criticità derivanti da un contesto urbanizzato, accompagnate dalle preoccupazioni per il continuo taglio delle alberature lungo gli argini.